Il concorso per 10 posti da maestra nelle scuole dell'infanzia comunale di Padova aveva animato l'estate di molte precarie. Alle porte della fiera, lo scorso 28 luglio, si erano presentate in quasi 200 per la prima prova scritta. A quella, a settembre, sono seguiti gli esami orali, ora conclusi. Sul sito del comune ci sono i risultati degli esami, ma manca ancora la graduatoria finale. Sono in fase di ultimazione i verbali perché oltre alle prove ci devono essere i verbali di relazione delle prove che ci sono state e credo siano anche terminati la raccolta di verbali, adesso c'è il controllo da parte dell'ufficio personale e della commissione prima dell'ufficio personale per poter dire i nominativi dei vincitori. Bisogna fare in fretta perché ci sono almeno 20 maestre con il contratto in scadenza a dicembre. Il rischio che i bimbi delle materne comunali restino senza insegnanti è concreto. Noi cerchiamo di metterci tutto il nostro impegno perché ne abbiamo bisogno delle persone che sicuramente sono quelli designati dai posti in concorso, ma sicuramente dovremo mettere mano anche alla graduatoria che si formerà e che rimarrà per 3 anni. Resta il nodo delle maestre precarie che hanno un'anzianità di oltre 36 mesi. C'è una normativa per cui chi ha prestato servizio per 36 mesi non può più rimanere a prestare il servizio in tempo determinato. Molti di questi insegnanti hanno fatto il concorso, alcune sono anche passate, altri dovranno rivolgersi ad altri gestori perché la normativa ci impedisce di poterli tenere ancora a tempo determinato.